Eccoci con mister Daniele Zottis, vittoria oggi non tanto così scontata come potrebbe far pensare il risultato 3-1, insomma avete avuto non vita facile. Come ha visto la partita? Beh, ho visto una partita molto agonistica da entrambe le parti. Io oggi, ma non era una scusante, era una squadra molto ridotta rispetto a quella che abbiamo portato avanti fino adesso in campionato, purtroppo perché l'influenza da noi giù a Padova sta battendo di brutto. Comunque insomma nulla toglie anche la squadra avversaria, che è una squadra molto pimpante, giovane, che penso sia stata una delle squadre che si è impegnata di più durante questo girone di andata, insomma, tra le più giovani. Penso che voi state puntando alla promozione diretta, insomma. Diciamo che ci stiamo facendo un pensierino, abbiamo anche la Coppa fra mezzo che si darà dal 18 al 25 di gennaio, ci darà un po' di impegno, insomma, però diciamo che stiamo puntando al vertice, anche perché abbiamo fatto una squadra appositamente per salire un po' dalla D e arrivare alla C dopo. Quindi strada facendo vedremo quello che può succedere, insomma. Perciò avete fatto una tabellina, penso, allora. Siete in linea, penso. Siamo più che bene. Siamo in linea, diciamo, abbiamo fatto 11 su 11 e abbiamo sempre avuto una media molto alta come gol. Chi è dietro di voi? Chi? Di noi abbiamo il San Pietro Viminario. A quanti punti? Adesso è a 8 punti, però è una partita da recuperare. Comunque diciamo che in teoria se gli va bene la partita è a 5 punti di distanza. E poi c'è il Montebello a 10 punti. Questa è la partita che chiude il girone di andata, perciò si può fare anche un piccolo bilancio del campionato anche a livello generale, così di gioco complessivo, al di là di 2 o 3 squadre che sono indietro. Come vede complessivamente il gioco al femminile, per chi ci sta ascoltando che magari non è molto dentro? Per quanto riguarda il femminile, io vengo anche dalla rappresentativa che ho fatto per 4 anni il selezionatore rappresentativa all'Under 23 all'Under 15 che ho vinto il campionato italiano nel 2015. Trovo il livello di calcio, di tecnica che sia abbastanza risalito rispetto a qualche anno fa. E che spero che anche la federazione tenga conto di queste cose, perché da quello che si sente in giro, non dico che sia un po', diciamo, c'è una selezione sul femminile, però qualcosina, qualche considerazione in più la terrei più, forse diciamo, alito che la tenessero un po' più, diciamo, un aiutino anche dai sponsor in più non farebbe male. Sì. L'ultima nota, sui campi di gioco sono di qualità, perché oggi abbiamo visto 2 squadre che hanno giocato su un buon campo, ma di solito è così? Cioè, noi ad esempio giù a Padova abbiamo la possibilità di giocare sia sull'erba che sul sintetico. Io prediligo molto l'erba, la naturalezza. Io faccio i complimenti a Grosse Età perché è un campo veramente fantastico ed è il campo migliore che abbiamo trovato fino adesso, un campo che ti dà modo anche di giocare, insomma, che la squadra possa esprimersi a tutti gli effetti. Allora ringrazio il mister, complimenti a voi, un primo posto meritato e auguri. Grazie, prendo anche io l'occasione di fare gli auguri di buon Natale e buon anno anche alla società che ci ha ospitato. Vi ringrazio veramente perché ha avuto un'opportunità veramente alla grande, contraccambieremo quando verranno giù a Padova. Grazie.